Non è difficile. Voleva che portava avanti questa azienda e lui, anche se non c'è più, io gli ho promesso che la portava avanti e la sto portando avanti. Qual è l'insegnamento più grande che quest'uomo ti ha lasciato? L'insegnamento più grande è di andare d'accordo, di essere tutti uniti, tutta la famiglia, e portare avanti l'azienda di famiglia. E questi valori davvero sono nel tuo DNA scalfiti, Nel mio DNA. come inchiostro indelebile, ed oggi noi raccontiamo questa giornata. Io gliel'ho promesso che la portavo avanti e lo sto facendo, anche perché c'ho tanta passione. Amici di Bella Sicilia, stiamo andando a mungere le capre. Vivremo questo grande momento della tradizione con un giovanissimo appena 20 anni, davvero complimenti a chi decide di continuare la tradizione. Ora iniziamo a fare la mungitura, che non è difficile da fare. Appunto, prendiamo i capezzoli della capra e stringiamo. È una grande passione, parlaci di questa passione, di questa tua vita. La mia vita è quando avevo già 5 anni, venivo in campagna, facevo mungitura, e andavo sempre con gli zii, con il nonno, e venivo sempre in campagna perché avevo tanta passione. E ora finalmente ho realizzato questo sogno e porto avanti l'azienda di famiglia di quarta generazione. Ogni quanto avviene la mungitura delle capre? La mungitura avviene la mattina e il pomeriggio. La mattina verso le 5 e mezza, 6 e il pomeriggio già verso le 4. Ogni capo quanto latte produce? Le capre circa 1 litro, 1 litro e mezzo. Al giorno? Al giorno. La mattina, il pomeriggio 1 litro. Un po' di meno. Ecco. Queste sono le 2 mammelle. Le 2 mammelle. Prendiamo il capezzolo e stringiamo. Non è difficile. Bisogna prenderlo però nella parte bassa, perché nella parte alta gli animali si fanno male. Ricordi la tua prima mungitura? Quanti anni avevi? Quando avevo 5 anni l'ho fatta con il nonno. 5 anni. Proprio qui, in questo vino. Davvero gli occhi di emozione ricordando quel momento dove Sì. è nata questa passione. È nata, già l'avevo nel cuore. Non è inspiegabile. Proprio io quando ero piccolo già vedevo le capre, gli animali, io impazzivo. E appunto Tuo nonno era felice? era felicissimo. Di avere un nipote? Sì, era felicissimo e appunto voleva che portava avanti questa azienda, e lui, anche se non c'è più, io gli ho promesso che la portava avanti e la sto portando avanti. Qual è l'insegnamento più grande che quest'uomo ti ha lasciato? L'insegnamento più grande è di andare d'accordo, di essere tutti uniti, tutta la famiglia, e portare avanti l'azienda di famiglia. E questi valori davvero sono nel tuo DNA scalfiti, Nel mio DNA. come inchiostro indelebile, ed oggi noi raccontiamo questa giornata. Io gliel'ho Testimoniando. promesso che la portavo avanti e lo sto facendo, anche perché c'ho tanta passione. E lui è felice di tutto questo. Sì. Davvero complimenti. Grazie. E noi aspettiamo un evento speciale per vivere tutto questo, per vedere un po', toccare con mano questa giornata. Quando? Quale invito facciamo? Ci vediamo il 24 maggio, domenica 24, appunto per la festa della transumanza, dove avverrà il passaggio degli animali.
In più non mancheranno i sapori, si potranno gustare tantissime eccellenze tipiche. Sì, la mattina faremo la caseificazione al bevaio Santissima Trinità, che sono prodotti, la tuma e la cagliata, la ricotta sono prodotti offerti dall'amministrazione comunale. Poi ci saremo anche noi giovani pastori, che l'anno scorso abbiamo fatto questa scuola di giovani pastori dove realizzeremo con la pasta di caciocavallo i cavallucci e i palumeddi. E ci saremo anche noi, sia la mattina che il pomeriggio. E noi leggeremo tutti i vostri commenti perché ti staranno arrivando complimenti infiniti. Grazie. Il tuo nome? Carmelo. Carmelo, e anche noi ci uniamo a questo appello, a questi complimenti che stanno arrivando in massa facendoteli. Davvero di cuore, Va bene, in bocca al lupo grazie. per il tuo futuro. Grazie. E aspettiamo tutti a Geraci Siculo alla festa della transumanza. Della transumanza. Grazie. Grazie e buona giornata. Grazie di cuore. Grazie a voi.